Se soffri dolore al collo, che magari va verso i trapezi, verso le scapole, verso la spalla, magari va verso la zona del gomito, addirittura potrebbe arrivare nella zona delle mani, senti dell'intorpidimento, senso di debolezza o magari uno solo di questi sintomi. Potresti trovarti in 3 particolari condizioni: cervicalgia, cervicobrachialgia o radicolopatia. C'è molta confusione là fuori su quali sono le differenze. Se non sei un terapista, un medico, è difficile da parte tua capire le differenze e capire quindi anche i trattamenti efficaci. Voglio che in questo video hai tutte le informazioni che ti servono per capire quali sono le differenze e capire se ti stai rivolgendo a un approccio efficace per la tua problematica. Chi sono io per dirti questo? Sono il dottor Alessio Veneziano, terapista e fondatore di programma Neurobalance. È un programma con un approccio mente-corpo, un approccio olistico, un approccio psicosomatico ai dolori persistenti, sintomi persistenti. Sintomi appunto come quelli che vedremo oggi, che però la medicina convenzionale non è riuscita a risolvere completamente, perché sì, c'è una problematica probabilmente nel corpo, ma è data da una mente, da un sistema nervoso ipersensibile. Quelle sono le condizioni che riesco a gestire e alleviare, se non risolvere totalmente, attraverso un approccio di un certo tipo psicosomatico. Ma senza andare troppo oltre sul Neurobalance, lì metterò un link in descrizione se vuoi andare a capire come funziona. Andiamo direttamente sul video di oggi. Mi faccio aiutare da questa lavagna, dove vedremo le 3 condizioni con differenti caratteristiche: dove fa male, quindi i sintomi, le cause comuni, i formicolii e le debolezze, se ci sono, in quali condizioni. Serve sempre la risonanza su queste particolari condizioni? Vediamolo. E guarisce da sola o c'è qualcosa che dobbiamo fare? Ti faccio uno spoiler: se dopo 3-4 mesi queste condizioni non guariscono da sole, che nella maggior parte delle volte dovrebbero, lì c'è un approccio da considerare. Adesso vedremo su ognuna di questa cosa bisogna considerare. Andiamo direttamente per ordine. Quindi cervicalgia, dove fa male? Cervicalgia vuol dire algia alla cervicale, algia, dolore sulla cervicale, quindi la zona del collo, principalmente collo. Ora, molti dei clienti, io stesso, ho avuto dolori di cervicalgia persistente, cronica, e li ho avuti anche nella zona che vanno verso la scapola, nella zona dei trapezi principalmente. Non andava oltre la spalla, solitamente la spalla non la viene a toccare se non nella parte superficiale, ma mai nella zona frontale o nella zona, diciamo, posteriore. Quindi collo e trapezi solitamente sono quelli più sentiti. Andiamo direttamente sulla cervicobrachialgia. La differenza della cervicalgia e della cervicobrachialgia è questa parolina brachia, brachiale, zona quindi che va verso il braccio, zona che si va a spostare o ramificare sulla zona della spalla. Non è detto che vada direttamente su tutto il braccio, solitamente si sposta nella zona superiore del braccio. Collo, trapezi e braccio. Questa è la zona. La radicolopatia invece, come dice la parola stessa, radice, è una problematica che arriva da radice della una delle parti dei nervi della cervicale, quindi della zona del collo, che può dare sintomi non solo nel braccio davanti, nella zona superiore, quindi qua metto superiore del braccio, ma anche nella zona inferiore del braccio fino ad arrivare alle mani. Quindi è praticamente uguale a questo, alla cervicobrachialgia, più mettiamo braccio sotto, tutto il braccio, quindi più mani, più le mani. Dove sentiamo questi dolori alle mani non è veramente un dolore solitamente, ma potrebbero essere delle scosse piuttosto che intorpidimenti. Ora vediamo bene i sintomi. Nei sintomi stiamo parlando qua nella cervicalgia di fastidi, tensioni e ovviamente dolore. Queste tensioni e dolore possono anche ramificarsi nella zona della testa con senso di sbandamento e vertigini. Questo per non complicare la condizione. Ma la cervicobrachialgia invece va a spostarsi su dolori, fastidi e tensioni uguale, però più nel braccio. Nella radicolopatia, fa sempre superiore, ricordo, superiore, nella radicolopatia potrebbe andare direttamente fino alle mani, quindi mani. Fastidi,
intorpidimenti, scosse elettriche, questa è una cosa molto importante da dire, scosse elettriche, formicolii. Questa zona dove sentiamo questi sintomi è una zona molto particolare. Quindi non è solo una zona diffusa, ma può essere particolare. Ad esempio, la sento solo che va a irradiarsi verso il mignolo o verso l'anulare. Non la sento in tutto il braccio, non dappertutto, e non la sento in tutte le dita. Okay? Questo ci fa capire che c'è una radice di questo tipo. Invece nel resto è diffusa, non riusciamo a capire dov'è che sento di più, dov'è che sento di meno, è tutto diffuso e magari si muove. In questa zona qui non si muove, è sempre lì, in quella parte, quella striscia, se vogliamo, che chiamiamo dermatoma, e lì chiamiamo appunto la condizione più di radicolopatia. Andiamo sulle cause comuni. Principalmente per queste due stiamo parlando di stress e tensioni. Stessa cosa, stress e tensioni. Ovviamente ci possono essere dei infortuni che vanno a creare queste problematiche, ma se non c'è stato un infortunio, non c'è stato un trauma fisico, a quel punto stiamo parlando di tensione che arriva da un sistema nervoso ipersensibile. Se queste condizioni arrivano da sopra i 4 mesi di dolore, stiamo parlando di somatizzazione, quindi dolore possiamo chiamarlo psicosomatico. Invece sulla radicolopatia, che è leggermente diversa, ci potrebbero essere delle condizioni fisiche come ernie, protusioni, ok? Nella zona del collo, della cervicale, nella radice, che crea il problema, crea una compressione, quindi sono compressioni o irritazioni dei nervi sulla parte della radice della cervicale. Non è detto che siano necessariamente compressioni, potrebbero essere anche delle irritazioni. Formicolio o debolezza, in queste due noi non lo vediamo. Piccola interruzione prima di continuare con questo video: più del 60% che vede i miei contenuti, il mio canale YouTube, non è iscritto o iscritta al canale. L'unica cosa che ti sto chiedendo in questo momento è di iscriverti se non l'hai già fatto. Questo mi aiuta immensamente, più di quello che pensi, per la produzione futura di nuovi podcast, di nuovi video sempre più dettagliati, sempre con più qualità. Quindi se ti sto aiutando in qualche modo a risolvere o a capire di più della tua situazione, che sia sintomo di cervicalgia, mal di schiena o altre problematiche, iscriviti a questo canale, diffondi questo canale con persone che potrebbero prenderne a beneficio, e in questo momento così mi aiuti a continuare il lavoro che faccio. Per me è molto molto importante. L'unica cosa è cliccare su questo piccolo bottone qui in basso, iscriviti, e ci vediamo nei futuri video con maggiore qualità, sempre di più. Te lo garantisco, questo è il mio piccolo aiuto che ti chiedo, piccola richiesta per le prossime puntate. A presto, ci vediamo nel video. Normalmente è vero che se sento del dolore potrei sentire un po' più di debolezza, ma è derivato da un dolore, ok? Ma non mi sento veramente debole in quelle condizioni di cervicalgia e cervicobrachialgia. Invece qua sì, qua sentiamo una debolezza chiara, probabilmente sento anche un fastidio a livello del tatto in quelle zone lì proprio. Potrei anche perdere del tatto in queste strisce di cui stavo parlando prima. Delimitate, sono sempre uguali. Possono andare a radiarsi fino ai mignoli, fino alle dita. Risonanza. Serve la risonanza? Nella maggior parte dei casi qua non serve nella cervicale, perché non ci fa capire che questi sintomi siano delimitati sempre in un certo punto, non c'è stato un trauma. Anzi, queste risonanze molte volte creano ancora più danno, perché ti creano molte più ansie, perché quello che si va a vedere in una risonanza è che ci sono sempre ernie e protusioni. In realtà dalla mezza età dei 40-50 anni il 50-60% delle persone, anche che non ha dolore, ha ernie e protusioni. Vedere una condizione di questo tipo attraverso una risonanza non ci dice assolutamente nulla, se non che potreste avere delle degenerazioni date dall'età. Quindi l'unica parte dove si può, anzi si deve indagare di più è questa. Quindi capire se c'è veramente una compressione o una protusione, chi la dice, se queste veramente sono collegate ai tuoi sintomi, lo deve dire il neurochirurgo principalmente, o il neurologo. Nella condizione di cervicobrachialgia possiamo essere, diciamo,
Al limite, se abbiamo una sintomatologia di questo genere e non sappiamo in quale dei due ci troviamo, a volte qui si può chiedere una risonanza magnetica, ma normalmente si chiede più qua, anche perché se c'è stato un trauma è giusto fare una risonanza e vedere se è tutto ok, che non ci siano magari fratture, compressioni o quant'altro. Riguardo a guarisce da sola, nella maggior parte delle volte la cervicalgia guarisce da sola, entro i 3 mesi solitamente. Una volta nella vita soffriamo di cervicalgia, soffriamo di lombalgia, normalmente non bisogna fare assolutamente nulla, bisogna continuare la propria vita e solitamente queste cose si risolvono da sole. Se non si risolvono da sole, probabilmente c'è una componente psicosomatica di somatizzazione, perché l'unica cosa che non si va a provare all'inizio è proprio quello, capire se c'è una somatizzazione. Si fa fisioterapia, non funziona, varie problematiche dovrebbero essere già risolte da una medicina convenzionale. Stessa cosa qua, cervicobrachialgia, guarisce da sola? Sì, anche questo, normalmente sì, si guarisce da sola, a meno che non c'è stato anche lì un trauma, allora magari c'è bisogno della fisioterapia, ma normalmente guarisce da sola. La radicolopatia invece, se data da un trauma, qua serve un fisioterapia e probabilmente un chirurgia. Se il neurochirurgo valuta che questa problematica arriva veramente dalla radice indagata, ma molte volte questo non si riesce a vedere, è molto complicato, anche un intervento anche molto, non dico invasivo, ma molto delicato. Quello che spiego sempre è di avere una condizione, un approccio diciamo conservativo, psicosomatico, vedere nella diagnosi se c'è una componente probabilmente di stress, di fattori stressanti, di somatizzazione che va a influire a questi sintomi. Molte delle volte c'è, a volte è chiaro, c'è stato un incidente, c'è stato un trauma, bisogna agire dal punto di vista chirurgico, ma nella maggior parte delle volte non è così. Detto questo, queste 3 caratteristiche sono differenti. Come agirei su ognuna di queste 3? Andrei a fare principalmente un consulto per capire cosa è stato fatto nella tua problematica, se c'è stata già un intervento fisioterapico che è andato a magari non buon fine probabilmente, vedere quanto nella tua diagnosi c'è una componente di stress e agire direttamente su quella. Se quella migliora, l'approccio migliora la condizione, allora a quel punto sappiamo che c'è un grande miglioramento che potresti avere attraverso una terapia mente-corpo. In queste ultime condizioni siamo al limite, quindi potrebbe essere che hai una condizione fisica da correggere, ma ci potrebbe essere anche un'influenza di stress, perché ovviamente in tutte le problematiche che abbiamo influisce lo stress. Quanto di più di qua, probabilmente qui stiamo parlando di un 20% di somatizzazione, qui stiamo parlando di un 80%, se non 90% di somatizzazione. Cosa vuol dire? Che il restante 10% effettivamente ci sono delle tensioni muscolari, non è tutto inventato, ok? Però va il sistema nervoso a essere in ipersensibilità. Questo è quello che ti volevo dire. Fammi sapere cosa ne pensi, se ti rivedi in quello che ti ho detto, se soffri di questa zona qua più che va a radiarsi su dita e braccia, escludi una problematica fisica da un neurochirurgo, valuta il rischio soprattutto di quella chirurgia che ti vogliono fare, perché bisogna pensarci veramente 3, 4, 5, 6 volte da differenti neurochirurghi e vedi insomma se invece vuoi aspettare agire su un percorso più psicosomatico se hai già fatto fisioterapia. Questo è tutto, fammi sapere nei commenti se ti è piaciuto questo video, ci sono veramente tantissimi video nel mio canale sulla psicosomatica e sono sicuro che ti daranno una mano ulteriore per capire di più sul mio approccio. Ci vediamo al prossimo video, te ne lascio uno qua sopra che ti potrebbe dare una mano. Ciao!